Bene. Mandi, essendo a for di Zot, senta val tagliament che so in Chiarnie per venire a chiattare Ghidina, come che vi venza det più voltis, tal cos dai nestris speciali, per conoscere bene e soprattutto, insomma, sentire un po' di musica, la musica è all, e soprattutto vi disi dome chist che viene registrato tutto il paese, è venuto a sentire, perché come che lo disaranno loro, i Ghidina partono in allegrie e soprattutto partono in che particolarità di questi zoni, le montagne, da che si respira a Arbon e soprattutto serve proprio chi sta a diffondilo dopo perduto il monte. Allora, andiamo a sentire. Diciamo così, dalla padrona di casa, userei questo termine. Allora, innanzitutto come è nata la passione? È nata da papà, cioè, fin da piccola, l'ho preso da lui e mi è piaciuta, ho voluto iniziare a suonare la fisarmonica e sono arrivata fin qua. Senti, insomma, cominciare così non è semplice, però abbiamo spiegato che, insomma, l'abbiamo già detto nella puntata precedente, che nelle vene dei Ghidina scorre musica a 360 gradi. Quando hai cominciato, che sensazione è stata, soprattutto quando hai visto qualcuno che ti vedeva, che suonavi, eccetera? Oddio, allora, quando ho iniziato mi sembrava difficile un po', ma poi imparando così mi è risultato un po' più semplice. Lo prendevo come un divertimento, però dopo un po' di anni è diventata una passione e mi fa, non so. Diciamo, parli poco, ma quando suoni, suoni. Esatto. E cosa vuol dire suonare la fisarmonica? Magari adesso ci sono magari molte ragazze della tua età e non solo che magari hanno piacere di conoscere questo strumento. Ecco. Così un trucco per cominciare. Aver passione. Quello è il primis. Sì, e riuscire a studiare avendo pazienza, perché sennò. Ecco, e quando suoni solo la musica tradizionale oppure vari un po' su tutto il panorama musicale? Vario su tutto quello che chiedono, insomma. Dunque possiamo sentire anche da te, non so, dal liscio alla musica moderna? Sì, qualcosa sì, Come dance e queste cose qua, insomma. circa. Ecco, so che hai vinto anche un premio, qualcosa. Sì, Mi avevano detto che è arrivata una coppa, no? Da qualche parte. Sì, l'ho vinta 4 anni fa, Ecco, al 28° concorso di fisarmonica, certo. dove sono arrivata con 91 punti su 100 e ho vinto un diploma. Scusa se è poco, viene da dire, no? E questa coppa comunque è stata soltanto l'inizio di una lunga carriera che ti auguriamo, no? In questi giorni dove vi state esibendo? Allora, domani siamo in Morareto, poi abbiamo, non mi ricordo, Trasaghis e Vigo di Cadore. Ecco, dunque possiamo dire che uscite anche dai confini della Val Tagliamento, cioè oltre alla Carnia fate anche la zona del Friuli Pedemontano e abbiamo sentito anche nel vicino Veneto. Sì, giusto. E allora cosa dobbiamo dire per concludere questa intervista? Parli poco ma suoni bene, tra poco ti sentiamo. Anzi, ti sentiamo adesso, ti diamo tempo di prepararti. E allora, come potete sentire in sottofondo le fisarmoniche sono pronte perché oltre alla nostra amica appena intervistata c'è anche il papà che la accompagnerà e dietro c'è il capostipite e sentiremo anche loro tra poco ulteriori domande. Allora io dico che è tutto pronto, possiamo partire, musica maestro.
Complimenti. Allora Valentino, abbiamo sentito tua figlia, come sempre lei parla poco, come abbiamo sentito nell'intervista, però insomma è che grinta sta ragazza, cosa dobbiamo dire? No, bene, bene, sono fiero di lei, anzi abbiamo la tradizione di famiglia che porta avanti e sono molto contento. Speriamo che un domani si faccia un gruppetto anche lei. Certo. Senti, ma quando l'hai vista la prima volta con la fisarmonica in braccio, cosa hai pensato? Questa qua è giusta per la fisarmonica. Sì, senza, Sì, senza pensare un senza secondo. pensare. E insomma la fetta sviluttò. Sì, i risultati ho pensato giusto. Certo. E avessi tu insomma che comunque avessi un repertorio, presenze importanti che Sì. facessi, insomma, non come la chiarne, ma avessi tu anche il Cador, avessi anche da Furlania Sì. e Tirare Montagne, no? E sapere che insomma se richiestissimi, proprio perché non vi limitate insomma, su la musica come si dice tradizionale, ma avessi un repertorio a vonde ampi, no? Sì, abbiamo un repertorio perché diciamo tocca accontentare tutti, dal latino alle baciate, un po' tutto. E fate anche musica moderna, no? Sì, facciamo musica moderna, la nostra musica popolare che è molto richiesta. E È una roba importante. Vi è mai arrivato qualche, non sai, qualche richiesta particolare? sì, certo, qualche canzone magari di canzone di Pink Floyd che noi non usiamo nel Fai come il Pink repertorio. Floyd, adesso tu Spotify. No, ti dico un fior di no, ti dico un fior di no perché sì, diciamo noi Abbiamo non, preso in contropiede. sì, non abbiamo questo repertorio del Pink Floyd perché sì, non siamo adatti. Però senti une altre tipo nati complesso, altre se mi puoi proporre così in presa diretta. E, oddio, Se non sono i Pink Floyd proviamo qualcun altro, no? oddio, abbiamo musica popolare, il nostro repertorio carnico è un po' variato. Ecco. E soprattutto è importante, no, portare avanti le tradizioni del territorio perché si rischia, no, col tempi moderni di perdere quella che è la cultura, diciamo la radice storica, no, di un territorio e far conoscere la musica anche fuori dai confini è importante proprio perché non è che qui non si può far sentire la musica carnica in Friuli, bisogna farla sentire perché ogni territorio ha la sua particolarità, no? Giusto, giusto, è vero. Tocca tenere le tradizioni e cercare di portarle avanti crescendo i figli dal giorno d'oggi. Certo. E invece il Paron di Chiesa al dice? E il padrone di casa adesso purtroppo non sono più perché ho qualche problema alle mani. Ho suonato per 70 anni anche all'estero, in Germania, Francia, Svizzera e anche in Italia in tante parti. E dopo qui sono venuto fisso dal 69. Sono stato qui e avevo formato un complesso nuovo Friuli, che eravamo in 5, gente anche di Nimis e di Fondo di Sotto. Purtroppo sono rimasto solo io, dopo sono abbinato assieme con mio fratello un paio di anni e dopo ancora un po' è cresciuto mio figlio e mia nipote. Ma potendo dire che la semenza è stata dando Sì, i risultati? sì. La semenza è stata, abbiamo preso da mio padre un po' e dopo sempre avanti, poi dopo girando all'estero perché io sono un autodidatta, però ho sempre migliorato, sempre meglio. Insomma, potendo dire che in qualsiasi tiare i Ghidina sono sempre Floriz. Abbiamo suonato un po' dappertutta l'Europa, per dire io, che ho girato un po' il mondo, no? E dopo qua ai tempi quando avevamo Nuovo Friuli eravamo 2 volte a settimana in Friuli, sempre con matrimoni o sagre assieme al trio Pacai. Quando non erano loro eravamo noi, se non eravamo noi era i Popovic o altri complessi e via. Però purtroppo adesso sono arrivato a un'età che mi dispiace anche che non riesco più a suonare perché io dentro La voglia di me, c'è, insomma, sì, la voglia c'è, Però però insomma l'eredità i buine. l'eredità è buona, speriamo che vadano
avanti, no, che vada avanti bene. Bene, complimenti. Allora, prima di chiudere questo speciale, sentiamo un'altra vostra suonata. Cosa ci proponete? Facciamo una di Pacai, Facciamo un Pacai, dai. già ci pensi. Perfetto, dai. Allora, eccoci qua, chiudiamo qui questo speciale dei Blitz friulani direttamente qui da Forni di Sotto. Grazie come sempre per la visione e l'ascolto. Non resta che augurare a tutti voi un cordiale proseguimento di giornata. Come sempre siamo qui, friulitv.net, linea diretta con voi. Mandi e alla prossima.